Mostra da oggi all'Orto Botanico di Cagliari il presepe di pietra dell'artista Gianni Salidu, l'allestimento all'interno della cisterna romana, accanto alla scena della Natività, le figure tipiche della tradizione sarda. Il presepe sarà visitabile fino all'8 di gennaio. Sentiamo Francesco Riccardi. Un omaggio alla famiglia e un invito alla semplicità e all'accoglienza. Il presepe artistico dell'Orto Botanico di Cagliari è stato allestito quest'anno in una delle grotte che conducono alla cisterna romana. È una installazione composta dalle sculture in pietra del maestro Gianni Salidu, originario di Sant'Antioco e scomparso nel 2009. L'opera fu iniziata nei primi anni '80 con le statuine della Sacra Famiglia. Negli anni successivi l'artista aggiunse le figure che legano la scena della Natività ai personaggi tradizionali della vita sarda. I lavori di Salido erano già stati presentati nel giardino botanico. Il personale del museo e dell'orto ha visto nella grotta il luogo naturale per ricreare la scena della nascita di Gesù e ha scelto di disporre le sculture nel modo più semplice possibile, con una luce lieve e suggestiva. Bastano pochi elementi per riuscire a far emergere la sacralità e l'umanità della nascita di Gesù. L'idea del creare una cosa suggestiva però naturale, proprio come era una grotta allestita in maniera minimalista così, è un po' anche ambientato sarda perché alcune opere, c'è il cosiddetto organetto diatonico su Ippiolo, l'uomo anziano che è intorno al fuoco perché si cantava quasi a tenore in un'occasione, in questo caso stanno cantando anche la Natività di Gesù. Il presepe sarà visibile fino all'8 gennaio 2018, durante gli orari di visita dell'orto.